Ok, buonasera ai presenti, buonasera a te che ci stai guardando da casa, sempre un piacere essere qui, in particolare oggi che è una giornata così calda, così di sole, così di buon tempo, siamo a metà maggio e già iniziano le temperature che stanno praticamente arrivando all'estate. E a me particolarmente l'estate non piace, mi dispiace, opinione impopolare, però a me l'estate non piace, il caldo non piace, il caldo è mio nemico proprio. E parlando di nemici, chi è che qua ha un nemico? Chi è che qua ha un nemico? Alzate di mano, nessuno di voi è un nemico, nessuno di noi è mai stato colpito da avversità, niente, un nemico. Mi dispiace per te, sorella, mi aspettavo qualche mano alzata in più, perché nemici, la vita cristiana e l'avere nemici è qualcosa che va praticamente passo passo, eppure la fede cristiana è qualcosa che sempre mi lascia a bocca aperta perché ci chiede di non odiare i nostri nemici, ma anzi di amarli, di rispondere bene con il male che ci fanno. Ed è qualcosa che mi ha sempre lasciato perplesso, perché quando si tratta di nemici, la mia prima reazione ovviamente è voler fare male, ovviamente è voler restituire. Però sin da piccolo mi è sempre stato insegnato questo concetto di no, amali, no, vai lì, porgi la mano, allunga il passo, vai verso il tuo nemico e amalo. Ed è qualcosa di molto divertente. Dico sempre che se voglio incontrare i miei nemici, vado in chiesa. In chiesa è pieno di nemici, è pieno di persone che non mi capiscono, persone che non mi comprendono, persone che magari non voglio vedere, eppure tutti insieme ci dobbiamo guardare e riflettere su quello che è l'amore di Cristo. Perché ricordiamoci, io qua scherzo sul fatto che se voglio trovare i miei nemici vado in chiesa, però Cristo, morto per noi, in quanto eravamo ancora suoi nemici con la N maiuscola, persone che secondo il giudizio dovevano morire. Perciò in questo momento di lode e di celebrazione che vi invito ad alzarvi in piedi, facciamo questo piccolo trucchettino. Non so quanti di voi hanno nemici qui presenti, magari lì a casa sei seduto di fianco al tuo nemico e non glielo vuoi far sapere, perciò cominciamo a salutarci così in cerchio, in circolo, cominciamo ad alzarci, abbracciarci, salutarci con la manina e se vuoi approfitta di questa situazione per passare vicino al tuo nemico e salutarlo, spinto di nuovo non da qualche istinto suicida, ma solo mosso dall'amore di Cristo. Perciò approfittiamo insieme questo momento per lodare e cantare il nostro Re anche insieme ai nostri nemici. Cantiamo. Lodiamo il nostro Signore che è degno di lode e onore. Amen. Nuova creatura son, tuo sangue mi ha lavato, dal tuo spirito, Signore, io sono trasformato. Toglimi dalla valle oscura, portami a vedere
applauso al nostro Signore. Amen. La parola del Signore dice che è meglio ubbidire che sacrificare. E cantiamo questa prossima canzone con lo stesso spirito, perché noi siamo nati per amare il Signore, per fare la sua volontà, non la nostra. Amen? Amen? L'ho sentito? Ok. E la ragione della nostra vita è amare il Signore e fare ciò che Lui ci ha dato da fare, il nostro ministero, la nostra vita, prenderci cura della nostra casa, dei nostri nemici anche dobbiamo amare. Quindi cantiamo insieme. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signor, e quella cercherò, che dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tu mi ungerai ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzare le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti, e lodo non troverò che amare te, servire te. Grazie Signore per il tuo grande amore, Signore. Sei meraviglioso, sei grandioso, Padre. E sappiamo che tu operi cose grandi, Signore, nelle nostre vite, Padre. E noi vogliamo dichiarare con tutto il nostro cuore, Signore, quanto meraviglioso è la tua bontà e la tua misericordia, Padre. Grazie, Signore, nel tuo nome santo. Amen. Meraviglioso sei.